Buonasera a tutti a Siciliano, buonasera e benvenuti a Aperitivo Social, il nostro appuntamento quotidiano in cui raccontiamo eccellenza italiana. Ogni giorno in varie forme diamo un volto ai nostri prodotti e produttori, diamo informazioni in merito a quello che è il nostro turismo esperienziale, quello che è il nostro tema preferito per raccontare e promuovere la Sicilia al mondo. Oggi è giovedì ed è con il nostro Sunny Trainer, il dottor Pietro, qui lo chiamiamo subito e accorciamo i tempi. Quindi il dottor Pietro Di Falco, che oggi ci parla del suo argomento, che è la riapertura di sicurezza. Attendiamo che arrivi e dopodiché siamo pronti a... Ciao Francesco, mi vedi? Credo che tu sia senza audio, Francesco. Mi senti? Io non ti sento. Che succede? Adesso mi sento? Sì. Potevamo parlare con la lingua dei segni, anzi ne approfitto per salutare l'ENS, che insomma è l'ente nazionale sordomuti, che ti comunico che comunque ti segue e segue anche la vostra pagina. E niente, ecco, vedi, da un inconveniente tecnico a una scusa per salutare. Mandiamo un saluto affettuoso a tutti gli amici che ci salutano, che ci seguono continuamente e che sono anche super attivi nei commenti. Ricordiamo, per chi non ci avesse sentito, che oggi è giovedì e ad Aperitivo Social si parla di un tema che ci sta tanto a cuore, il ritorno e la riapertura in sicurezza, che è il tema tanto amato e tanto seguito dagli amici del dottor Di Falco, che ha una marea di fans che lo seguono e che gli fanno sempre un sacco di domande. È Aperitivo Social, siamo Io Compro Siciliano, diamo il benvenuto a tutti gli amici, diamo il benvenuto al dottor Pietro Di Falco. Buonasera dottore, di che parliamo oggi quindi? Ma guarda, oggi parliamo di riapertura come sempre, però devo dire che ci sono veramente tantissime novità e tra l'altro notizie, l'ultima è arrivata freschissima 10 minuti prima che insomma iniziassimo la diretta. Ve ne parlerò ovviamente in corso della puntata e insomma vorrei iniziare con una bellissima notizia, Francesco. Non ci sono più contagi, non ci sono più decessi negli ultimi 2 giorni, ma aggiungo 3 giorni, quindi è da 3 giorni che nessuno muore e nessuno si contagia. Mi sembra un modo di iniziare la nostra diretta. La migliore notizia che ci poteva dare, dottore, questa è proprio la migliore notizia. Siamo contentissimi perché ricordiamo che è la salute prima di tutto. Quindi se iniziamo con questa notizia qua, sicuramente siamo molto rincuorati. Quindi possiamo parlare di normalità senza avere problemi di offendere nessuno, perché in realtà abbiamo iniziato quasi, no, più di 2 mesi fa, abbiamo iniziato con il nostro aperitivo social, incoraggiando quanto più possibile al ritorno alla normalità a chiunque, non solo i commercianti ma anche la gente. Però un po' in cuor mio mi sentivo sempre questa sorta di pensiero nei riguardi di tutte le persone che comunque hanno avuto problemi direttamente o indirettamente legati al coronavirus, legati alla salute. Quindi un po' ho avuto sempre questa sorta di malcontento interno. Oggi che mi dà questa notizia, prima con questa notizia, per me è molto incoraggiante. Grazie dottore. Ma no, assolutamente, guarda, quando ho letto questo dato ho detto, guarda, è sicuramente il modo, la mia prima slide è questa qui, no contagi, no decessi. E a seguire, ecco, volevo un po' andare in scia dell'ultima diretta che abbiamo fatto, cioè quella dell'app Sicilia Sicura. Ricordi Francesco, abbiamo parlato ampiamente sì. di questa... Mi ricordo bene questa cosa perché mi aveva colpito all'inizio del nostro episodio dell'altra volta il fatto che bisognava scaricarla obbligatoriamente, e questa cosa un po' mi aveva colpito. Nel tempo, durante la nostra diretta, ho capito che invece era essenziale, bisognava assolutamente scaricarla perché era fondamentalmente essenziale per noi, quindi me ne sono autoconvinto durante il nostro appunto dialogo in merito. Sì, io ricordo appunto che l'app è obbligatoria
da scaricare per chi ospita persone che vengono da fuori regione, cioè no, per chi viene da fuori regione, e avevo detto appunto che le regioni, le varie province avrebbero creato dei punti di assistenza all'interno delle province per aiutare tutti i turisti che venivano da fuori. Ricordo qual è il valore aggiunto di questa ecco, app, di questa innovazione regionale, della sanità regionale, è quella di tranquillizzare le persone che vengono da fuori. Spesso la sanità del sud Italia viene letta come non di eccellenza, quando noi comunque sappiamo che così non è. Poter far sapere che c'è quest'app, poter far sapere che qualsiasi cosa dovesse succedere a un residente fuori regione, immediatamente si può prestare supporto, sicuramente è una leva in più che può aiutare le persone che vogliono venire in Sicilia in vacanza a fare una scelta un po' più serena. Questa ecco, è una cosa che sottolineo. Parlo di Ragusa. A Ragusa abbiamo già attivato questi centri e a partire da questa settimana chiunque arriva da fuori ha già una tutela sanitaria immediata presso queste strutture che sono state create. A seguire faccio una comunicazione, mi faccio un po' portavoce di questo messaggio della Croce Rossa Italiana. Molti siciliani riceveranno una telefonata, saranno circa 11.000 i siciliani che riceveranno ecco, questa telefonata per fare un'indagine sierologica. Quindi dovranno ecco, recarsi presso questi centri e fare un test, un banalissimo test del sangue per monitorare costantemente la salute ecco, della regione e quindi garantire la continuità dell'apertura territoriale, l'apertura della nostra Sicilia. Questo ecco, è un appello che lancio anche io e mi accodo ecco, alla Croce Rossa, al lavoro che fa la Croce Rossa, anzi ti ringrazio. Francesco, l'unica slide un po' forse bruttina è quella che metterò adesso, subito dopo questa, non me ne volere, non vuole essere un monito, ma vuole essere una tutela di tutti i nostri come dire, ascoltatori e una tutela anche di tutte le persone che ci seguono iscritte al gruppo. La polizia è iniziata a girare per tutte le varie attività, quindi sono state chiuse delle attività, sono state chiuse delle trattorie perché non rispettavano le norme. Sono stati trovati camerieri senza le mascherine, sono stati trovati gestori senza la messa in sicurezza dei locali. Perché dico questo? Perché ci prepariamo ad accogliere delle persone che vengono da fuori regione. Dobbiamo dare dimostrazione di aver recepito, ma non solo aver recepito, dobbiamo farli sentire al sicuro. È vero, niente, ma coccoliamoli, facciamogli vedere che qui da noi si sta veramente bene e si è sicuri. E soprattutto... Dimmi, dottore, mi perdoni per l'interruzione. Abbiamo detto che la Sicilia è ripartita in quinta, è ripartita con un grosso vantaggio. Questa app è sicuramente un grossissimo vantaggio. Abbiamo parlato tanto di quello che si sta facendo per cercare di essere un punto avanti rispetto a tutti gli altri e poi cadiamo con queste sciocchezze. Dico, c'è bisogno assolutamente di farli sentire al sicuro, di fare sentire i nostri ospiti al sicuro e coccolati, come ha ben detto il dottor Di Falco. Non c'è assolutamente motivo di cadere in questi scivoloni stupidi. Abbiamo da salutare un paio di persone, dottore, mi perdoni. Marina, buon pomeriggio. Marina, buon pomeriggio. Loredana, che ci segue sempre. Poi abbiamo Joseph Vincent, che ci segue. Loredana Giuffrida. Mircea Cosma, che ci segue dalla Moldavia. È un grandissimo onore questo qua. Il Faraone Palermo ci segue sempre. La Cabina Inglese, che è un negozio storico palermitano. E salutiamo tutti gli amici che ci seguono, tutti super attivi nei commenti. Mi raccomando, fate quante più domande volete, perché il dottor Pietro Di Falco è qui per rispondere a voi tutti. È la sua passione, ma anche il suo lavoro. Ma prima di essere il suo lavoro è assolutamente come dire, la sua passione numero uno, e lo fa con tutto il cuore. Proprio per questo fa parte di Io Compro Siciliano, che è un messaggio che esce proprio fuori dal cuore e dal coro di 240.000 siciliani. A lei la parola, dottore. Grazie mille, io mi associo anche ai saluti e saluto Giuseppe Causarano che ci sta guardando, un grande imprenditore, un grande costruttore della provincia di Ragusa, e insomma mi fa piacere che ci sia anche lui tra i nostri ascoltatori. E nulla, dopo questa slide io direi di andare immediatamente, così come vi ho anticipato nel video, in questa ordinanza numero 25
del 13 giugno. Sembra una sitcom, oppure non so, una serie di Netflix, Francesco. Ogni 3 giorni, ogni settimana c'è un'ordinanza, ma questa volta ho fatto una fatica che te non hai idea, cioè tener dietro a tutte queste norme ti assicuro che non è facile, e si sono divertiti a scrivere questo giro. Ne hanno fatta una che penso che sia la più lunga delle 24 precedenti, ma va bene così. Secondo me si divertono, secondo me seguono un aperitivo social e si divertono a mettere alla prova il dottor Pietro Di Falco. E quindi io riesco a comprenderle tutte. Guarda, vincerà un viaggio, vincerà un viaggio. A quanto? Sì, come ho detto, il video di presentazione l'ho fatto in spiaggia perché ho bisogno di concentrazione. La 26esima ordinanza me ne vado sull'Etna, mi faccio una bella passeggiata così dal fresco, magari ragiono anche un po' meglio. E nulla, questo che cosa ha tirato fuori? Questa nuova linea guida su recepimento di tutte le varie norme nazionali, e vediamo un po' di trattare, permettimi Francesco, solo le cose che non abbiamo trattato finora. Quindi magari se ci sono delle domande sulle slide che io metterò approfondisco, altrimenti andiamo spediti, andiamo veloci. Quindi si è parlato dei centri estivi per l'infanzia e qui è successo il finimondo. Io ho i miei figli iscritti in un centro per l'infanzia, la chat è esplosa, tutte le mamme preoccupate, tutti gli educatori non sapevano cosa fare, come comportarsi. Perché? Perché inizialmente si era detto che tutto poteva partire, l'ordinanza uscita fuori alla regione ha detto no, fermi tutti, bisogna posticipare al 22, forse al 25, era un po' strana, ecco, non era scritta in maniera chiara. Questo cosa ha fatto sì? Che la protezione civile immediatamente viene a metterci una pezza, fa uscire fuori questa nota che è qui in mano, che puoi vedere in camera, e dice ok, fermi tutti, non vi preoccupate, tutti i centri estivi legati all'infanzia possono ripartire a partire dal giorno 15. Quindi state sereni, tutto è in linea, non è successo in realtà niente, forse c'è stato un po' un mistake, perché da un lato si dice di ripartire, dall'altro non si dà alle famiglie, Francesco, la possibilità di lasciare i propri figli da nessuna parte. Quindi io come faccio a tornare a lavorare se non mi fai lasciare mio figlio? Ecco, quindi questo è stato un po' quello che è successo e che poi la protezione civile ha provato a chiarire. Parliamo di spiagge, ovviamente si può andare in spiaggia. Su questa slide ho fatto un po' una cronologia di tutto ciò che è successo in merito spiaggia, quindi il 5 aprile si era detto non lo so, vediamo, il 21 si è detto si apre il 6 giugno, finalmente insomma il 5 giugno si è dato il via alla stagione balneare. Felicissimi di poter dare questa notizia, e devo dire che i siciliani si stanno comportando molto bene, così come anche gli stabilimenti balneari si stanno comportando assolutamente bene. Per quanto riguarda il turismo, l'altra volta avevo parlato di alcuni dati dove dicevo che la Sicilia era la regione più scelta dopo la Sardegna per fare le vacanze. Ti ricordi, Francesco, proiettai questa slide? Adesso ho aggiunto un altro dato, un altro dettaglio, che è riferito invece su un'altra tipologia di analisi. Questa è una roba importante. L'altra volta ho parlato in generale, quando si sceglie turismo. Questa volta invece ho deciso di dedicare questa slide all'enogastronomia, quindi non al turismo generico, ma a quelle persone che si spostano perché comunque vanno alla ricerca dello slow food, vanno alla ricerca del buon mangiare, del buon bere. Anche secondo questa analisi siamo al primo posto, Francesco, e il secondo la Toscana. Quindi di là avevamo la Sardegna, qui abbiamo la Toscana, ma la Sicilia è sempre al primo posto. È un messaggio che va sottolineato, non so come, con quale evidenziatore. Cosa dici? Allora, in realtà questo è un messaggio che mi sta molto, molto al cuore, perché mi occupo appunto di turismo esperienziale e quindi turismo enogastronomico, e fin da sempre ho detto, viaggiando in giro per il mondo, che come si mangia in Sicilia da nessuna parte del mondo. In giro per il mondo puoi trovare tante piccole prelibatezze,
ma mai così tante, tutte insieme nello stesso luogo, con una concentrazione di una popolazione anche di questo genere di numeri. Quindi praticamente quello che trovi in Sicilia a livello di varietà e quantità non lo trovi da nessuna parte. Sono il primo promotore di questo messaggio. Oggi che invece i numeri ci danno supporto, sono ancora più contento, perché materialmente c'è un antico detto palermitano che dice "uputiare un soccava bannia", ovvero il negoziante vende quello che ha, e noi sappiamo bene quali sono i nostri punti di forza e dobbiamo raccontarli al meglio, e sicuramente l'enogastronomia è uno dei nostri punti di forza e lo dobbiamo decantare per bene. Sono contento di questo dato. Grazie dottore, possiamo andare avanti. Anzi, mi perdono un altro secondo per fare una serie di saluti. Abbiamo il Faraone che è sempre lì che ci segue. Buonasera caro Ciccio e Pietro Di Falco, che è un grande professionista. Poi abbiamo la nostra Patrizia che ci sta seguendo dalle Alpi, le mandiamo un abbraccio. È in una vacanza, come si chiamano queste vacanze qua disintossicanti, no? Tipo da dieta, presente queste vacanze sane, che non la invidiamo per niente, perché sta mangiando molte cose sane e poche cose golose. Quindi comunque ciao Patrizia, ti vogliamo bene, siamo con te, ce la puoi fare. E poi abbiamo anche tanti altri saluti e li elenchiamo tutti velocemente, una bella carrellata. Abbiamo Concetta La Placa Mancione, ciao, Assunta Sunna, Giulia Sodano, Sebastiano Musarra, Giovanni Bruno. Grazie signori per l'attenzione, il vostro affetto e la nostra carica emotiva per continuare ad andare avanti. A lei dottore. E allora ancora una volta mi associo ai saluti, ecco, che facciamo, e non so se è un caso o no, ma si è appena collegata la mia compagna ed arriva la slide sulle cerimonie. Io tremo, Francesco, posso andare veloce su questa slide? Esatto. Salutiamo, arriva proprio a pennello, salutiamo la compagna. Buonasera. Ci si può sposare, ma non tutti sono obbligati a farlo, ecco, volevo sottolineare questo. Dottore, tra l'altro è la seconda domanda che ho in una lista di domande che ho raccolto in questi giorni, perché da quando ho cominciato a pubblicare il video di quale sarebbe stato l'argomento di oggi, ho ricevuto una serie di domande, che adesso cerco l'elenco perché ce l'ho qui da qualche parte, e io quando prendo appunti sono un po' così, molto aleatorio in questa cosa qua, e la seconda domanda che c'era nella lista era la discussione matrimoni, perché l'altra volta abbiamo anticipato un argomento che a quanto pare poi successivamente non era molto chiaro. Quindi capiamo bene questa cosa dei banchetti, dei catering e dei matrimoni, perché sono una parte del business della ristorazione molto importante. Abbiamo tanti amici in questo campo che vogliono risposte precise. Grazie. Allora, l'altra volta abbiamo parlato, abbiamo dato qualche anticipazione, però non siamo potuti scendere nel profondo di cerimonie e buffet perché ancora la Sicilia non si era espressa. Adesso invece abbiamo un'intera pagina dove, ecco, viene descritto singolarmente e dettagliato tutti i vari aspetti della cerimonia. Ce l'ho qui in mano, puoi vedere Francesco, e ovviamente allegherò nel file anche questa ordinanza, così che tutti possono avere insieme alle slide che proietto oggi anche la sorgente delle informazioni. Quello che dice l'ordinanza è che bisogna sempre prediligere gli spazi all'aperto, ma questo già, ecco, in qualche modo lo sapevamo, e evitare i buffet, o perlomeno possono esserci buffet, ma devono essere monodose, come quelli che vedete nell'immagine che ho qui presentato. Tutti i partecipanti devono comunque tenere la mascherina negli spazi comuni quando non sono all'interno dei tavoli. Io su questo ho qualcosa da dire, perché secondo l'ordinanza i congiunti possono anche essere persone strette della famiglia, amici e non per forza strettamente dei parenti. Quindi si è organizzato un matrimonio dove ci sono dentro 500 persone, magari, ecco, questa norma potrebbe avere un senso, ma si è organizzato un matrimonio dove siamo strettamente persone, ecco, della famiglia, comunque sia questa norma, ecco, va molto interpretata. Quindi portatevi la mascherina in borsa, mettetela sicuramente negli spazi, ecco, comuni dei locali, però c'è molta elasticità in questo. Di quell'immagine di quello sposo e di quella sposa con la mascherina è un po' folcloristica e non vuole essere assolutamente un'immagine da prendere in riferimento. Ovviamente a questo che ho detto,
più che folcloristica è terroristica, veramente. Terroristica. Le fotografie del giorno dei tuoi sogni fatte così, diciamo che non sarebbe il massimo, dottore. Esatto, però ho notato che le ragazze con la mascherina sono tutte più carine, quindi non lo so, magari sono più silenziose in realtà, non più carine, più silenziose. Sì, anche la donna perfetta. No, sto scherzando perché altrimenti passo attenzione per no, le quote rosa ci colpiscono. Attenzione, ricordiamo le donne, la parola delle donne. E ricordiamo che le donne sono anche più potenti perché riescono a fare anche più cose parallelamente. L'uomo una sola ne riesce a fare e oltre non riesce ad andare. Quindi viva le quote rosa. Ti dico, sì, assolutamente sono d'accordo con quello che dici, ma ti aggiungo anche che il problema di molti uomini è che rifiutano, questo ti parlo da un punto di vista ovviamente sia psicologico ma anche medico, rifiutano il proprio lato femminile. Quindi l'uomo che invece riesce ad accettare il fatto che dentro di sé c'è anche una quota parte di donna sono gli uomini migliori, perché comunque dove c'è la donna c'è sempre quell'attimo di poesia in più rispetto al resto. Io la vedo in questo modo. Di stile, colore e forse anche di magia. Da un punto di vista come dire, biologico, nasciamo tutti donne, tutti siamo XX, solo in qualcuno si accende il cromosoma Y. Quindi ecco, una base anche di fondamento genetico embrionale c'è anche in questo. Biologia e genetica, quanta cultura in un solo uomo, signori. Oggi si parla anche di questo. No, vabbè, era solo per dire una piccola introduzione, ecco, da dove veniamo, che è importante. A proposito di da dove veniamo, chi ricorda questa macchina in fondo a sinistra della slide? Vi ricordate? La Renault 4 famosa che ho sentito notizie incredibili. C'è chi arrivava dall'Alaska, dalla Polonia, dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Francia. Veniva da Salerno alla fine? No, non lo so. Allora, sì, credo che alla fine veniva da Salerno. È probabile. L'ho messa, insomma, anche qui, non per fare terrorismo, ma folklore. Possono riaprire anche tutte le altre attività e strutture turistiche all'aperto, quindi camper, eccetera, eccetera. Le norme anche qui sono semplicissime: distanziamento nelle piazzole, igiene delle mani, quindi niente di particolare. La cosa che mi ha un po' colpito, Francesco, riagganciando anche al discorso delle cerimonie, è stata la riapertura degli ostelli della gioventù. Bene. Mettere tutte le persone che non si conoscono all'interno di una stessa stanza, per quello che ci siamo detti in precedenza, la possibilità, l'aria, eccetera, eccetera, mi sembra un passo un po' azzardato. Però chi gestisce un ostello della gioventù può riaprire, basta, lo dice la norma. Pensiamo agli investimenti che hanno fatto B&B e strutture alberghiere per adeguarsi, e poi a un certo punto si vede questo. Mi sembra una cosa strana, Francesco, per essere sincero, l'ho riletta 2 volte, perché ho detto no, aspetta, c'è scritto che non può, no, invece può, va bene. Ovviamente deve stare molto più attento. Dottore, è arrivato il momento di fare il resoconto per gli amici che si sono appena collegati. Siamo ad Aperitivo Social, diamo il benvenuto a tutti gli amici che ci seguono. Oggi è giovedì e come ogni giovedì abbiamo il Sani Trainer. Il Sani Trainer è il dottor Pietro Di Falco, preparatissimo, grande esperienza ma soprattutto grandissima passione, e lui ogni giovedì ci dedica questa oretta. In realtà è un'oretta in diretta, ma il tempo che ci mette per preparare queste slide, tutto il materiale che ci porta per mostrarci quanto sia importante tornare alla normalità. È un incentivo, è un incoraggiamento per tutti a tornare alla normalità quanto prima. Oggi è giovedì, il Sani Trainer è qui con noi e ci sta spiegando cosa accade, le novità proprio d'ultima ora riguardo la riapertura. Grazie dottore, mi perdoni per l'interruzione. Assolutamente, grazie a te Francesco. Quindi detto questo, passerei immediatamente alle guide turistiche fondamentali, e secondo me, Francesco, ce n'è troppe poche in Sicilia. Cioè, fai fatica ad andare in un posto e trovare qualcuno che possa darti veramente una mano a conoscere le nicchie, le strutturine. Quindi vorrei, credo sia un po' difficile diventare guida turistica, credo che sia questo il problema reale, perché ci sono tantissimi giovani che potrebbero farlo, ma pochissimi che riescono ad arrivare all'obiettivo, perché secondo me è un po' difficilino per via dei bandi, per via dei concorsi, di tutto quello che c'è da fare, e poi alla fine, male che vada, in alcuni casi
c'è gente che lo fa con pochissimo entusiasmo, mentre di contro ci sono tantissimi ragazzi che con tanto entusiasmo vorrebbero raccontare la Sicilia al mondo, ma ahimè, purtroppo, quello che già sappiamo è come funziona. Le guide turistiche sono fondamentali perché sono sono quelle figure che raccontano la Sicilia al mondo, sono proprio la nostra interfaccia, ecco come materialmente noi ci riflettiamo agli ospiti, e dovremmo curare per bene queste figure perché sono veramente importanti. Dottore, a lei la parola. Concordo assolutamente. È in una realtà magari poco istituzionalizzata come può essere la Sicilia rispetto ad altre regioni, tipo la Lombardia, poter avere tante guide turistiche che prendono in mano la cultura regionale è fondamentale, è assolutamente fondamentale. Quindi sono felice che possano ripartire con il loro lavoro, ma mi auguro che quest'estate ne troverò tantissime, ne posso trovare tantissime in giro per la Sicilia. Un'altra cosa importante è il commercio a dettaglio sulle aree pubbliche, quindi tutte le bancarelle che prima trovavano una limitazione adesso possono nuovamente esporre, quindi i piccoli produttori che in genere troviamo nei lungomari della nostra regione possono tornare a esporre e a vendere la propria merce. E in attesa, alcuni comuni hanno già emanato le autorizzazioni, qualcuno ci sta ancora lavorando, però questo per il piccolo artigianato, Francesco, è una notizia importantissima, poter tornare, al di là di chi ha un'azienda strutturata, poter tornare a vendere nelle spiagge o comunque nei lungomari o nei mercatini rionali è una cosa importantissima. Nelle fiere dell'artigianato, che sono un grande importante per l'economia, soprattutto per queste piccole aziende che non hanno realtà statiche ma si muovono in maniera itinerante, è essenziale per loro tornare alla loro normalità, tra virgolette. Detto ciò, area per giochi per bambini possono riaprire tutte, e qui la norma non è che proprio obbliga, però dice che le comunicazioni classiche che noi abbiamo visto del lavarsi le mani, della mascherina, eccetera, devono essere rese un po' più friendly per i bambini, quindi con dei disegnini un po' più carini, un po' più particolari e non così terroristiche più che folcloristiche come abbiamo messo prima. Questa è insomma una nota carina, un'attenzione secondo me carina da parte della regione, perché dice ok, devono comprendere ma non dobbiamo neanche spaventarli i bambini, quindi deve essere un gioco per loro il rispetto di queste norme. Detto ciò, mi auguro che la mia compagna abbia smesso di seguirci in diretta, perché inizia a toccare un tema a me molto caro che sono le discoteche. Dico così perché, scherzando e giocando, tantissimi amici proprietari di discoteche del Catanese, del Ragusano e del Siracusano, visto che ci seguono su Aperitivo Social, mi detto: senti Pietro, ma secondo te c'è un modo per far ripartire i locali notturni? E effettivamente abbiamo fatto una riflessione, Francesco, insieme. Da un lato vogliamo riaprire il turismo, da un lato vogliamo che le persone tornino in Sicilia, riapriamo i ristoranti e le spiagge e quindi copriamo tutta la sfera family, ma la sfera ragazzi, la sfera di tutte quelle persone che vedono la Sicilia come la nightlife, quindi la versione notturna della Sicilia, li facciamo trovare tutto chiuso. Se si sparge la voce che chi viene in Sicilia alle 10 deve andare a letto, Francesco, capisci bene che abbiamo perso la partita. Esatto. Quindi, questo è un aspetto fondamentale dal mio punto di vista, anche perché io amo ballare, per me poter frequentare la vita notturna è altrettanto importante quanto la diurna, e allora ho iniziato a occuparmi anche di questo. Sono felice di poterne parlare qui con voi e sono felice di poter dire con voi delle interlocuzioni già con delle strutture. Ho voluto mettere qui due immagini, una del Banacher e una del Q-Bar. Sono due aziende, cioè due strutture di Catania, che hanno deciso di riaprire. Quindi se possono e se hanno deciso di riaprire loro, tutti possiamo fare qualcosa e riaprire.
Vedremo come gestiranno queste aperture. Io sarò presente a entrambi gli eventi e vi racconterò, ecco, cosa faranno e come si saranno organizzati. Sulla nostra metodologia di lavoro e sul piano che abbiamo ideato per la riapertura di questi locali, perché Francesco, non voglio che le mie parole restino soltanto delle bellissime idee, ma stiamo cercando con Aperitivo Social e con questi incontri di entrare direttamente all'interno delle aziende siciliane, perché altrimenti non scendiamo nel pragmatico. Detto ciò, abbiamo già avuto interlocuzioni con i carabinieri, con la finanza e con la questura. Abbiamo presentato il nostro modello di apertura e sembrerebbe, ecco, che si possa fare. Non vedo l'ora, Francesco, di avere questo modello in mano e potergli magari dedicare uno spazio per condividere quanto con tutte le strutture regionali. Ti piace come idea? Come magari assolutamente sì, condivido pienamente, perché anche questo è un argomento interessantissimo ed effettivamente, come abbiamo detto, anche questo deve essere un modo per rilanciare l'economia siciliana, e soprattutto da questo, perché i giovani sono quella parte di turisti che dobbiamo tutelare, perché la Sicilia deve rispondere anche a questa tipologia di pubblico. È vero anche che da un lato potrebbe essere un po' interpretabile questa motivazione legata al fatto che fino a quando sei a cena, fino a quando sei al bar, fino a quando sei in determinate situazioni, nella tranquillità si riesce magari a rispettare le distanze. Poi ad un certo punto invece, tra l'enfasi della serata, magari essere un po' più brilli, essere un po' presi da tutto il resto, si tende a rispettare meno le regole e siamo tutti amici, tutti abbracciati e tutti molto friendly. Forse sotto quell'aspetto potrebbe essere giustificabile questa cosa, ma secondo me è deleteria per l'economia mantenere ancora questa restrizione. Però è un'idea nostra, ce la teniamo per noi e fa parte anche del nostro modo di interpretare a modo nostro queste regole. A lei, dottore. Sì, in ciò che abbiamo creato come proposta ai locali notturni abbiamo cercato, Francesco, di rispettare le norme pur permettendo alle persone di ballare. Quindi non si tratta di una riconversione o di un'apertura in non sicurezza o in non rispetto delle norme, oppure di una discoteca che si riconverte in qualcos'altro, no? Quindi stiamo lavorando per far ballare le persone, per farle divertire e per farle in sicurezza. Ecco, ti ho dato queste anticipazioni, ma presto ti dirò di più. Benissimo. Legato alle discoteche, finalmente è il momento, come ecco anticipato nel video, di parlare di aeroporti. Se non apriamo gli aeroporti, la gente da dove arriva? Una spettatrice della puntata scorsa mi ha detto: sì, bellissimo questo ragionamento, però se poi andiamo a vedere i voli aerei e per arrivare in Sicilia ci vogliono 500 euro, ma di che stiamo parlando? Gli aeroporti stanno cercando di adeguarsi, però i biglietti costano 500 euro. Addio stagione. Questo me lo ricordo come se fosse ieri questo post, e mi ha così fatto riflettere, mi ha così colpito che ho iniziato a indagare finché sono arrivato a parlare con i direttori degli aeroporti. Io non pensavo di inoltrarmi così tanto. Ho parlato con diverse persone, tra cui vorrei ringraziare Saro Di Bernardo, che è il direttore dell'aeroporto di Comiso, che si è messo assolutamente... Lo ringraziamo perché immagino che figure come la sua in questo momento e tutto il periodo del Covid hanno avuto delle fortissime, grandissime responsabilità, ed essendo un periodo che non ha uguali, non ha precedenti, naturalmente non c'era esperienza che poteva bastare sotto questo aspetto. Quindi ringraziamo chiunque abbia vissuto questi momenti così forti e sia riuscito comunque a superarlo, perché non è facile, è una pressione molto importante. Tra l'altro, una cosa che ho notato, dottore, tornando in merito a quello che ha appena detto riguardo all'inoltrarsi anche a determinati livelli, il Covid, secondo me, sotto certi aspetti, ha accorciato le distanze anche con persone che comunque nella normalità potevano essere irraggiungibili per via dei ruoli che ricoprivano. Ma la situazione è stata così pesante per tutti che anche quelle persone che avevano dei ruoli, coprivano dei ruoli abbastanza importanti, si sono ritrovate ad interfacciarsi con altre persone che nella normalità magari
non avrebbero incontrato, però lo scambio di opinioni per cercare di uscirne prima possibile era utile anche a dislivelli di grado di importanza, anche se in realtà di importanza non si parla in questo caso, ma è semplicemente di ruoli differenti della società. Che ne pensa di questa cosa? No, assolutamente, io sono d'accordissimo con te, e devo dire che comunque da dove mi giro e giro, mi guardo e guardo, vedo messaggi non più di speranza, ma di pragmatica ripartenza. Mi associo a un messaggio che scrive Giuseppe Campo in un commento e dice: se non arrivano i turisti l'economia locale non parte in nessun settore commerciale, con una faccina triste. Voglio rispondere a Giuseppe dicendo: osserva questa slide, perché i turisti arrivano e arriveranno. Certo. Vi presento il dialogo avuto con Sara Di Bernardo, il quale mi ha un po' chiarito tutto il quadro, un po' confusionario su tutto ciò che era successo. Tra l'altro Di Bernardo, ho scoperto durante la nostra call, appartenere anche a Federalberghi. Quindi vi darò anche una nuova notizia, un'anticipazione su tutto il settore turistico, sempre per restare una cosa in merito a questa cosa. Ci ho provato a tenermela per me, ma non ce la faccio, dottore, la devo dire per forza. Vai. Ho provato, mi sono sforzato, ho detto no, me la devo tenere, no, invece la devo dire obbligatoriamente. Ti vedevo che ti portavi la lingua. Sì, esatto, non era solo la lingua, in realtà cercavo di giocare con qualcosa per distrarmi, ma lo dovevo dire. In realtà mi piace, sì, l'idea dei turisti, di aspettare i turisti, della volontà della riapertura degli aeroporti, ok, arriverà. Però io vorrei tantissimo, con tutto il mio cuore, che i primi turisti della Sicilia fossero i siciliani stessi, perché mi piacerebbe avere un dato che non saprei neanche dove andare a trovare, che sarebbe i numeri che fanno i siciliani nel mondo, ovvero quello che riusciamo a realizzare a livello di movimento monetario nel mondo quando ci muoviamo verso l'estero. Mi piacerebbe sapere qual è questo numero, per capire se magari il 50% dei numeri che realizziamo, se li realizzassimo all'interno della nostra terra, cosa riusciremo a realizzare? Se magari si potesse fare una sorta di compensazione con quello che si va a perdere col turismo. Che ne pensa, dottore? È una cosa fattibile secondo lei? Assolutamente è una cosa fattibile. Proveremo a ricercare questo dato, mi metto subito al lavoro e ti farò sapere di che cosa stiamo parlando. Esatto, perché per essere pragmatici, parola che a lei piace tanto, sarebbe anche il caso di parlare di numeri, perché fino a quando noi diciamo ok, promuoviamo il turismo interno, se abbiamo 2 giorni, 3 giorni o 5 giorni liberi, anziché andarcene a Barcellona, ce ne andiamo a Marzamemi e magari proviamo delle emozioni anche differenti, abbiamo un attaccamento al territorio anche differente, mangiamo benissimo, ce la passiamo alla grande, non abbiamo lo stress dei voli e ci godiamo la nostra terra. Ma materialmente, realmente, se facessimo questa cosa, quanto alla Sicilia rimarrebbe di quello che invece avremmo realizzato all'estero? Questo è quello che vorrebbe essere il dato alla mano. Se riuscissimo a fare questo sarebbe meraviglioso. Grazie tante. Ci ho provato io a tenermela per me questa cosa, ma la dovevo dire. No, hai detto una cosa giustissima. Come dire, io ogni video di presentazione che ho fatto, come hai visto, sono sempre andato a mangiare fuori alla fine, o comunque in qualche locale, perché il mio messaggio vuole finire così, vuole finire come è inutile lamentarci se poi noi siamo i primi che stiamo rintanati dentro la nostra tana. Ho sentito tante persone che dicono no, io non ho ancora aperto perché sto aspettando di vedere che cosa succede. Ma che cosa vuoi aspettare? Esci fuori, prendi la tua famiglia, dici ma scusa, ma sai, è da tanto che non vedo tuo figlio. No, io lo tengo ancora chiuso in casa perché vuoi che sia mai? Ho detto scusami, ma tu hai idea del danno psicologico che ti stai facendo e che stai facendo a tuo figlio? Poi l'aspetto economico, fondamentale, ma è secondario rispetto al fatto che le menti di molte persone sono ormai bruciate, devastate da questo lockdown. È finito il lockdown, basta pensare a questo periodo che avete passato. Voltiamo pagina e mi riferisco a tutti i commenti che stanno arrivando adesso. Anna Maria Orlando, perdonami, questo commento sempre se arriveranno. Che cosa costruisce? In che cosa in questo momento i siciliani stanno facendo per far ripartire il motore della Sicilia?
Siamo sempre quelli che aspettano, siamo quelli che aspettano la cassa integrazione, siamo quelli che aspettano che qualcuno ci dia il sussidio, siamo quelli che aspettano che qualcuno si accorga di noi, siamo sempre questi, Francesco, perdonami, però io non sono questo, io sono una Sicilia che produce, io sono una Sicilia che lavora, io sono una Sicilia che aiuta gli altri a ripartire e a lavorare. Se c'è qualcuno che non ha voglia di ripartire e di lavorare, Aperitivo Social non è il suo programma. Perché qui si parla di ripartenza, di positività e di ottimismo. E io parlo di numeri, perché sotto ogni mia slide c'è un asterisco che dice da dove ho preso le fonti. E se io dico che tutti vogliono in Sicilia è perché è una statistica certificata che viene dall'Italia. Perdonami Francesco se a volte io un po' mi accendo. No, ma va benissimo, perché questa enfasi vuol dire passione. Abbiamo un messaggio da parte di Sebastiano Musarra. Genova-Palermo, 25 giugno, 2 luglio, andata e ritorno, 74 euro. Grazie per questo messaggio, Sebastiano. Grazie, Sebastiano, ti bacio. Avremo bisogno di altre testimonianze in merito, perché promuovono Sicilia e fanno bene. Perché, come dice il dottor Pietro Di Falco, dobbiamo spingere in avanti, dobbiamo vogare tutti con la stessa direzione, per la stessa direzione, siamo tutti su una canoa che dobbiamo portare avanti. Lamentarsi e parlare tanto per dar fiato non serve a nulla. Signori, spingere. A lei, dottore. Sì, prima di entrare a descrivere questa slide rispondo sempre a quello che dicevi, no? Il turismo deve partire dai siciliani verso la Sicilia, assolutamente. Ho deciso di 2 settimane fa dedicarmi un momento di riflessione e di meditazione nella notte famosa della Luna delle Fragole. Ho iniziato a telefonare a un sacco di strutture regionali, erano tutte chiuse. Scusi signora, ma l'apertura è da 3 settimane che... Sì, però stiamo aspettando. Ma stai aspettando cosa? Io sono il primo che voglio venire, voglio contribuire, voglio far ripartire e siete tutti chiusi. E di che ci lamentiamo? Vado alle Isole Eolie, ho trovato un ristorante aperto, uno. E c'era Francesco, c'era l'aliscafo pieno. Esatto. Giuro, pieno. E quando ero con mio figlio e la mia nipotina, ho fatto prima Vulcano e poi ho fatto Vulcano Lipari. Immaginati, con la manina i 2 bambini, arriva l'aliscafo da Milazzo a Vulcano che ripartiva per Lipari, è iniziato a scendere un fiume di gente. E io dentro me dicevo, e questi mondo dove se ne vanno che è tutto chiuso? E accanto a me c'era l'armatore che aveva appena finito di attraccare l'aliscafo, che guardava con 2 occhi così. Io lo guardo e dico, ma tutta sta gente? E lui mi guarda e mi dice, appunto, ma tutta sta gente? E tutti e 2 ci guardavamo. Cioè, lui era più scioccato di me, perché diceva, ma che ci fa qui il turista? Ma perché è venuto? Esatto. Era tutto chiuso. I fanghi, presente i fanghi, chiusi. I ristoranti chiusi, i bar chiusi. Speriamo siano riusciti a mangiare a casa di qualche buon isolato ospitale. Molti erano siciliani comunque. Ah, allora va bene. In qualche maniera il siciliano si organizza. Lo trovo. Il siciliano non rimane mai digiuno. No, assolutamente. Detto ciò, gli aeroporti partono e ripartiranno. Questa è una cosa, importante. Non solo gli aeroporti maggiori, ma anche gli aeroporti minori, e non partiranno come si era detto il 14 luglio, ma partiranno il 21 giugno. Comiso e Trapani partiranno il 21 giugno adesso, non è vero, dobbiamo aspettare luglio sono già partiti, sono già in programmazione i voli. Gli unici aeroporti minori in Sicilia che non partiranno sono gli aeroporti che non hanno avuto richieste di tratta. Ma gli aeroporti tipo Comiso, Trapani, Catania, Palermo sono già tutti attivi. Non so cosa rimane fuori da questi che ho appena detto, però vuol dire che ormai l'attività è super decollata. E ora vi darò dei dettagli che mi ha trasferito, come ti dicevo prima, il 40% delle flotte Ryanair, guarda, è tantissimo il 40% di tutta la flotta Ryanair, è già operativa full capienza. Ecco perché la settimana scorsa un volo costava 500 euro, perché l'aereo partiva con 1/3 delle persone sopra e c'era solo un volo. Ma adesso i voli si moltiplicheranno e le compagnie viaggeranno full, piene di persone dentro.
già da partire da adesso c'è Pisa, Milano, Bruxelles e Francofonte a Comiso, cioè che è un aeroportino vicino, e già ci sono 2 collegamenti nazionali e 2 collegamenti esteri. Quando queste persone arriveranno in Sicilia, atterreranno in Sicilia, e questa è la domanda che dobbiamo fare ognuno di noi, che cosa troveranno? Le aziende saranno adeguate? Saranno aperte? Saremo pronti ad accoglierli? Io mi auguro di sì, perché altrimenti ci piangiamo addosso senza renderci conto che ci sta passando davanti un'occasione imperdibile. Primi come turismo, secondo la Sardegna, primi come turismo enogastronomico, secondo la Toscana. Cioè, i nostri secondi, guardate che, insomma, non è che è l'ultima regione del mondo, abbiamo Sardegna da un lato, Toscana dall'altra, e sopra c'è la Sicilia. Ma che cos'altro devono dire i dati statistici? Ancora devo leggere, vediamo se arriviamo. Ma certo che arrivano, ma noi facciamoci trovare pronti però, perché altrimenti arrivano e se ne vanno. Abbiamo dei messaggi da parte di Giuseppe Nerdecchia che dice: a Vulcano Maria Tindari è aperta, Remigio è aperto, Gilberto è aperto. Dottore, lei quando è andato al Vulcano? Quando è andato al Vulcano? Sono andato a Vulcano 2 settimane fa. 2 settimane fa, e ancora questi qua erano ancora chiusi, giusto? Sì, c'erano dei lavori in corso ed erano chiusi. Però, insomma, ecco, sono felice. È bello sapere che si stanno muovendo, stanno realizzando qualcosa per riaprire. Ho anche degli amici nella quello zona che leggo, perché è un segnale di netta riapertura, quindi fantastico. A tutto Sebbi Pirrone ci dice: Treviso Catania 20 agosto 10 settembre 56 ore andata e ritorno, fatto 3 giorni fa. Bene, e allora qualcosa si può fare, sì, ancora qualcosa. Se ci si muove per tempo si riescono a trovare dei voli a prezzo buono, quindi venite in Sicilia, la Sicilia è meravigliosa, va visitata tutta e il tempo non basta, quindi dedicatevi alla zona, piuttosto decidete quale zona andare a visitare e muovetevi per quella. Se è il caso fatene 2 o 3 di viaggi in Sicilia, perché uno solo non basta, a meno che non siete 15 giorni e avete la possibilità di dedicare 5 giorni al Siracusano e Ragusano, 5 giorni al Catanese e altri 5 giorni tra il Palermitano e il Trapanese, perché sono delle zone pazzesche. Quando visitate tutte e raccontate tutte nella loro diversità e nelle loro peculiarità, perché in ogni zona c'è una miriade di cose da vedere, una miriade di cose da gustare, soprattutto a partire dai vini. Ogni vino, in base alla zona di provenienza, ha un sapore completamente differente, signori. Ma non sto qui a dirvelo perché non è l'episodio di Aperitivo Social giusto per parlare. Oggi si parla solo di sicurezza. Dottore, a lei la parola. Però Francesco, io vado in scia su quello che dici, no? Dici ok, non è aperitivo. Lo so, dottore, perché io ho questo problema. Io in un modo o nell'altro cado sempre nell'enogastronomico. Ci inciampo spessissimo, mi dispiace. E io ci faccio il giro e vado su sempre turismo, ma questa volta parlo di alberghi. Ok. Vi comunico, io l'ho scoperto adesso, magari molte persone collegate lo sanno già, ma qualcuno magari non lo sa. Federalberghi è una federazione, ecco, che comunque racchiude il settore alberghiero. Ho appena scoperto che esiste un Federalberghi extra, cioè che invece riguarda tutti i B&B o tutti le varie strutture minori. Perché dico questa cosa qui? Perché ho scoperto che ci sono delle convenzioni con gli aeroporti dove le persone che scelgono di venire in Sicilia e fanno un soggiorno di almeno 3 notti, una notte verrà regalata, verrà omaggiata. Oppure chi sceglie di venire in Sicilia avrà il transfer gratuito. Quando io ho letto e scoperto questo, ho detto ok, allora c'è speranza, fantastico. Una roba importantissima, Francesco. Poter convogliare questo messaggio al resto d'Italia in un momento di crisi, rimani 3 notti, te ne regalo una, vuol dire che io ne faccio 6 e me ne piglio 2 e sono 8 giorni. Chiaro. E in più non mi devo preoccupare di raggiungere la mia struttura, perché dall'aeroporto mi viene a prendere e mi porti gratuitamente in albergo. Dobbiamo solo far sapere che siamo aperti. Chiaro. Questo è, secondo me... Come lo stanno comunicando questo messaggio, dottore? Stanno creando qualche spot pubblicitario in merito a questo? Allora, ci sono degli spot, ci sono delle sponsorizzazioni sulla pagina, ci sono delle comunicazioni in giro, però dico io,
ognuno di noi, al di là di ciò che fa il concetto, ecco, della federazione che si muove con i suoi canali, ognuno di noi è libero di poter far conoscere questa cosa in giro per l'Italia o in giro per il mondo. La struttura un po' più organizzata, che ha con sé il transfer, che ha con sé comunque la possibilità di far visitare la zona, di fare eccetera eccetera, come fa a conoscere la tua presenza al mondo? Torniamo a quel discorso che facevamo. Qual è il tuo approccio con il social? Qual è il tuo approccio con le pagine? Come fai a conoscere i tuoi servizi? Come fai a sapere che sei in sicurezza? E molti dicevano, ma posso utilizzare l'app Sicilia Sicura come anchor per far sapere alla gente? Devi, non puoi, devi. Fai sapere che sei, che l'ultimo tuo post nella tua pagina Facebook, Francesco, non può essere l'ultima foto dell'estate scorsa. Deve essere la foto di adesso che mi fai vedere che è la mascherina. Mi fai sapere che il gel di mano ti sto aspettando. Vieni a sanificarti in Sicilia. Bello questo slogan. Vieni a igienizzarti in Sicilia. Vieni a purificarti e igienizzarti in Sicilia. Benissimo. Abbiamo un messaggio di Giuseppe Campo. Bonus vacanze attivo, basta collegarsi agenzia entrate per i dettagli come ottenerlo. Gli strumenti ci sono tutti, dobbiamo solo accoglierli e metterli in pratica. E chiudo con un messaggio a tutti i siciliani. Era una cosa che se ne parlava prima, ma adesso è stata come dire, un po' è tornata nuovamente a parlarsi, è stata un po' valutata, e comunque dopo l'estate ci sarà finalmente la continuità territoriale. Tutti i voli da e per Roma costeranno 38 euro, tutti i voli da e per Milano costeranno 50 euro. Favolosa questa cosa. Questa sarà... Se solo partisse anche dall'aeroporto di Palermo, sarebbe pazzesco. Sì, poi si faranno dei bandi, ci saranno delle aziende che vinceranno anche i bandi e si vedrà un po' come gestirla. Però ecco, anche questo è un messaggio importante che l'ho lasciato come ultima slide perché sarà stagione post-estiva. Quindi collegherà, ecco, ci traghetterà verso già la stagione invernale. Abbiamo un messaggio di Lidia, molto bello. Lidia è la nostra amica pasticcera di Tortorici, ricordiamo, è stata anche nostra ospite, lei è appassionatissima del suo territorio. Dice: buon pomeriggio, io ogni domenica mi vedo arrivare dei clienti della provincia di Catania che vengono a visitare le bellissime cascate del Catafulco, vicino, nel paese vicino di Galati Marmentino. Devo dire che il 2 giugno ho finito tutti i dolci e non ho saputo dove mandarli perché nel mio paese tutte le altre attività, bar, pasticcerie e forni erano chiusi. Nei paesini abituati alla gavetta sempre, il turismo autoctono è già una ricchezza. Esatto, turismo autoctono è una parola che mi piace tantissimo. Turismo interno, i siciliani che visitano la propria terra e promuovono il proprio territorio. Questo è il turismo che ci piace, che tra l'altro la meraviglia di questi posti è che una volta che li conosci in realtà non è come quando vai, non so, per la prima volta alle cascate del Niagara, che da New York ti sposti, ti fai 2 ore di pullman o di macchina per andare a vedere queste cose, le vedi una volta, stop. Ma quando raggiungi dei posti belli, ad esempio come il lago di Caccamo piuttosto che le cascate di Mistretta, questi luoghi qua ad un certo punto ti lasciano così tanta pace e tanta bellezza che magari forse ci vuoi andare anche più volte a visitarli e quindi diventano i tuoi luoghi nel cuore. Ha avuto questa specie di sensazione lei, dottore? Le è mai capitato con un luogo di questi qua in Sicilia o all'estero? Allora, assolutamente, io sono una persona che molto lega le proprie emozioni, sensazioni e luoghi, ma anche e soprattutto a ciò che da un punto di vista sensoriale mi arriva dai vari luoghi. Per me ogni area è legata a una ricerca di un qualcosa e secondo me la Sicilia in questo è magica perché è un'isola, ma ovunque dove vai riesce comunque a racchiudere, avere... Attenzione signori, stiamo lanciando un messaggio di turismo emozionale, signori, turismo emozionale. E qui il dottor Pietro Di Falco ci sta dando una delle sue massime. A lei la parola, mi scusi per il messaggio promozionale. Assolutamente. No, ti dicevo, quello che riesce a fare la Sicilia con una poesia e una magia incredibile è cambiare faccia e volto a distanza di pochissimi chilometri.
è veramente, intanto tra la costa e l'entroterra sono due regioni diverse, tra il catanese e il palermitano sono due mondi completamente diversi, gli accenti cambiano, i profumi cambiano, il sole, i colori che ci sono nei muretti a secco ragusani non sono i colori e la rifrazione di luce che puoi trovare sul catanese, sui monti, sull'Etna, o che puoi trovare nel trapanese o nel palermitano. Cioè la Sicilia in questo ci dona una scala, ecco, di emozioni che pochissime regioni sono molto più settorializzate, secondo me. Benissimo, benissimo dottore, quindi oggi abbiamo parlato di una valanga di argomenti interessanti, abbiamo parlato della riapertura delle strutture turistiche, abbiamo parlato di alberghi, abbiamo parlato di Federalberghi che mette a disposizione tantissimo per promuovere la Sicilia, abbiamo parlato di aeroporti, abbiamo parlato di turismo emozionale, il dottore ci ha dato anche una delle sue massime in merito all'argomento. Lidia la invita, dottore, venga sui Nebrodi, dice. Sì, effettivamente il dottore dovrebbe andare sui Nebrodi ed assaggiare tutto quello che si può fare con le nocciole. Non so se lei conosce le nocciole dei Nebrodi. Allora, quando feci quella famosa notte delle luna piena delle fragole, ero sui Nebrodi, circondato. Ma questa cosa non ce l'aveva specificato, dottore. Posso dire una cosa che potrebbe interrompere il nostro rapporto di amicizia? Sono preoccupato, sono molto preoccupato. Sono vegetariano. Che è successo? Ho bestemmiato. Vabbè, per fortuna lo ha detto alla fine della diretta, quindi ho tutto il tempo. Vabbè, però aspetta, mangia il pesce, evito di mangiare carne. Mangia il pesce. È già, quindi non è curabile, va bene. Okay. C'è ancora possibilità di recupero per poter cambiare idea. Esatto, bravo. Ma più che altro, più che incontrare me, dobbiamo andare a trovare Alessia, la nostra Alessia, conduttrice di Io Compro Siciliano Chef, che lei riesce a fare anche i dolci con la salsiccia di Palazzola Creide, e quindi andiamo a fare una cura distensiva di redenzione da questo peccato che andiamo a fare lì a Palazzo La Creide. La salutiamo se peccato ci sta seguendo, ma penso di no, perché altrimenti ci avrebbe scritto 60 messaggi, soprattutto dopo aver saputo che il dottor Pietro Di Falco si scopre oggi che è vegetariano. Tra l'altro ricordiamo che noi rispettiamo i vegetariani e i vegani, assolutamente, vogliamo bene a tutti, però stop, basta, finisce così, ce la discutiamo in privato poi, dottore, questa cosa che mi prende alla sprovvista, perché il dottore sa che gode di un'ottima fama nei video, cioè lui praticamente ha molta stima, io ho molta stima nei suoi riguardi, mi sono pure intrecciato con le parole perché questa notizia mi ha sconvolto, meno male che me l'ha detta alle 18:59, perché altrimenti avrebbe isolato l'andamento della diretta. Va bene, ma il bello della diretta è proprio questo, dottore, il bello della diretta è proprio questo. Speriamo che Alessia non ci abbia riuscito a farmi sentire in colpa. Ma assolutamente sì, ma bisogna sentirsi in colpa, anche perché, cioè, in realtà sì, gli abusi di ogni cosa fanno male. È un messaggio che questo qua lo allarghiamo in maniera seria, usciamo dal momento babbio, ma in maniera seria gli abusi di ogni cosa fanno malissimo, anche gli abusi di verdure fanno male, gli abusi di pesce, gli abusi delle cose più sane comunque in qualche maniera fanno male. Ad esempio, l'abuso del fatto che io per tutta la vita non abbia quasi usato farmaci mi ha portato a diventare allergico ai farmaci. Lo sa, dottore, questa cosa io non mi ho detto? No, sono diventato allergico ai farmaci, che è una cosa che fa malissimo, perché quando stai male, hai qualche problema, non puoi usare i farmaci, naturalmente sono problemini. Quindi ogni tipologia di abuso comunque fa male, però l'organismo ha, a mio parere, bisogno di ogni valore nutritivo, si può definire così, di ogni tipologia di apporto proteico, specialmente l'uso della carne, a mio parere, a parte essere un momento prezioso, perché naturalmente la gratificazione che ti può dare a livello mentale, psicologico e psicofisico il sapore della carne, così come quello dei dolci, che sono praticamente, a mio parere, le due cose più pericolose quando si va in abuso, naturalmente. Però se si riesce a mantenere un equilibrio, anche di quello c'è un'esigenza, perché alle volte non è solamente una questione fisica, ma è anche un bisogno mentale. Se si riesce comunque ad uscire da questi bisogni, probabilmente si raggiunge un equilibrio più forte. Comunque in realtà scherziamo, noi rispettiamo tutti. Francesco, sono due messaggi, uno di Damiano e uno di Lidia.
Damiano Chiaramonte, Alessia mi dice che è pronta a fare la pasta reale con la salsiccia di Palazzolo. Alessia, sei con noi? La pasta reale, quindi lei praticamente ci fa la martorana di salsiccia, che Alessia riesce a sviluppare qualunque cosa con la salsiccia di Palazzolo Acreide. Lidia dice: ricordo quando feci mangiare a Manuela Zanni, giornalista vegetariana, i miei cioccolatini al tonno. Sì, vabbè, io a Manuela Zanni feci mangiare anche la carbonara, per questo. E che la salutiamo, Manuela, le mandiamo anche un bacio e un abbraccio. Abbiamo fatto un video in cui si raccontava la carbonara. Io ho detto: guarda, assaggia solamente la parte vegetariana. E lei la mangiò. Manuela Zanni, grande amica e super accollativa, una persona di compagnia, di super compagnia. Il faraone Palermo: Francesco, hai detto una cosa bella e giustissima, cioè i siciliani in primis devono essere i primi turisti per la nostra economia e magari nessuno parte all'estero quest'anno delicato, sarebbe un bellissimo segno e prova d'amore verso la nostra amatissima Sicilia. Damiano scrive: la pasta reale è vegana. La pasta reale è vegana. La pasta reale è vegana. In che senso è vegana? Sì, perché è farina di mandorle e acqua, se non sbaglio. Sì, ma se la fai con la salsiccia di Palazzo Acreide, sì, è vegana. Soprattutto se il maiale ha mangiato solo ghiande, quindi sì, è vegana. Ne sono certo. Dottore, stiamo programmando la sua redenzione, perché altrimenti ho notato, ecco. Infatti stavo pensando che alla fine della diretta questa volta spengo il telefono perché ho paura di ricevere una tua telefonata, Francesco. No, ma non c'è bisogno, dottore, perché questo weekend ci vedremo, quindi ho già la cura, dottore, non si preoccupi, ho già la cura d'impatto. Sono preoccupato, devo essere sincero. Non c'è assolutamente da preoccuparsi, perché la cura è meravigliosa, la cura è la migliore in assoluto ed è la gratificazione immediata. Damiano Chiaramonte scrive: sono Alessia, la pasta reale a forma di salsiccia è vegana. No, scusami Alessia, non devi fare la pasta reale con la forma di salsiccia, la devi fare semmai con la salsiccia nell'impasto, quello è il bello. Secondo me Lidia Calà, la pasta reale di tortorici di nocciole, zucchero e acqua. Lidia Calà, non so se te l'ho detto, è una pasticcera meravigliosa che ha condiviso con noi tantissime sue idee. Tra l'altro devi sapere, dottor Di Falco, che il mondo dell'enogastronomia si divide in due tipologie. Ci sono quelli che amano condividere i segreti, tra virgolette, e quelli che invece i segreti si ritengono per sé. Lidia invece fa parte di quelle persone che ama condividere e naturalmente questa cosa fa la differenza, perché è meraviglioso quando tu realizzi qualcosa e condividi con la gente che magari rimane scioccata da quello che hai fatto, l'ha colpito parecchio, magari poi se ne vanno a chilometri di distanza e fanno fatica a venirti a trovare nuovamente. Quando gli dici come realizzare quei piatti o quelle prelibatezze, gli fai il regalo più bello della vita. Tra l'altro torneranno di certo, perché ti verranno a dire se quella cosa lì è riuscita oppure no e vorranno nuovamente fare il confronto, quindi il cliente lo hai acquisito 2 volte. Signori, condivisione, hashtag condivisione, che è sempre importantissimo. Condividiamo la Sicilia, raccontiamo la Sicilia al mondo e quest'anno facciamo turismo in Sicilia. Un'altra cosa importante: fino alla settimana scorsa abbiamo detto più volte: fate l'aperitivo, andate a cena fuori, prendete un caffè. Oggi invece vi dico solamente prendete un caffè, perché questa settimana sarò stato in una decina di bar, 3 di questi sono tra i 3 più grandi bar di Palermo, e vedere un solo barista dietro il banco è angosciante, signori. Abbiamo bisogno di andare a prendere il caffè al bar in modo tale che tornino anche i baristi a lavorare, perché i bar devono tornare popolati. È veramente angosciante non vedere gente al bar a prendere il caffè. Una colazione a settimana per loro è tantissimo, per noi è veramente nulla. E con questa penso di aver terminato, dottore. Le chiedo scusa se mi sono dilungato così tanto. No, è stato un piacere. Allora, diciamo che ho tremato, soprattutto nel leggere Alessia e gli altri e pensare che cosa tu puoi escogitare questo weekend. No, già è pronto, dottore, è già pronto, perché fino ad oggi stavamo valutando quello che poteva essere il menù. Porterò una ottima pasta fresca e faremo cose buone, dottore, non si preoccupi. Ci penso io. E tornando al discorso della condivisione, c'è la nonna della mia compagna, che approfitto e saluto. Ciao nonna Maria, fa una salsa. Ciao nonna Maria sicuramente farà qualcosa di meraviglioso, già lo so. Nella sua semplicità, come i grandi chef insegnano, fa una salsa al pomodoro che è la fine del mondo.
e lei ha provato a insegnarla alla figlia, alla nipote, ma nessuno ci riesce. Quindi anche se condividi il tuo sapere, ma comunque la tua mano e la tua impronta non la potrai mai trasferire. Quindi trovo stupido non condividere le ricette, perché alla fine ciò che siamo noi e l'amore che mettiamo in ciò che facciamo che fa il piatto unico. Esatto, esatto. Io comunque le persone che non condividono le proprie ricette e i propri segreti non le reputo siciliane al 100%, perché il concetto di sicilianità è condivisione ed accoglienza. Da sempre la storia insegna questo. Quello che tutti chiamano dominazione, io l'ho sempre chiamato condivisione ed accoglienza, perché noi siamo così, un popolo accogliente. E quindi l'accoglienza ha portato che quello che oggi rappresentano i siciliani sono un mix di culture che nel mondo non trovi. Le trovi singolarmente, con ognuno con la propria peculiarità, ma nessuna cultura come quella siciliana ha questo mix di attitudini, di culture che ha la Sicilia, che hanno i siciliani e soprattutto che hanno gli artigiani siciliani, che è quella parte che a me piace tantissimo. Dottore, che dire, mi ha tolto il sorriso con quella notizia, quindi ho smesso di sorridere. Ti ho dato lo stimolo. Sì, lo stimolo sicuramente c'è, però comunque la mala notizia è forte, perché comunque io nutrivo moltissima stima nei suoi riguardi. E questo un po' ha influenzato tutto. Mi farò quindi, sì. Tra l'altro stasera cambierò anche il menù della serata in funzione di questa cosa, perché ho bisogno di dimenticare questa cosa. Voglio in giro per casa. Sì, mangeremo il sale, gli daremo fuoco al sale, mentre il caffè è importante per far sentire proprio gli odori del barbecue. Intanto accendo il barbecue, anche se non ho niente da arrostire, per no l'accendo per sentirmi un po' più... E c'è gente che si accende l'incenso per cercare di creare atmosfera in casa. Io invece accendo il barbecue e lo metto un po' dentro casa, fra dentro e fuori, così l'armonia torna in casa. Ieri sera, ad esempio, meraviglioso, non so se hai visto l'episodio di ieri, che c'era Alessia e c'era anche una guida turistica pazzesca, guida, cantante, artista, di tutto e di più, e a un certo punto sono arrivato in live che ero super gasato, e Alessia dice: ma come mai sei così gasato? Ti vedo proprio entusiasta. Ho detto: no, guardate ragazzi, non vi montate la testa, non è la vostra presenza, ma ho appena finito di friggere le melanzane, quindi il mio umore era insuperabile. Bene, dottore. Enza Genovese dice: il sugo della nonna rimarrà per sempre una prelibatezza incopiabile. C'è troppo amore nei piatti delle nonne. Esatto, è verissimo. E quello è l'ingrediente che non si può copiare mai. Bene, va bene. Allora io faccio i miei saluti e poi do la parola a lei. Saluto tutti gli amici di Io Compro Siciliano, di Aperitivo Social, che ci seguono ogni giorno, e grazie per tutti gli interventi, le domande che ci fate. Il dottore è sempre lì pronto a rispondere. Diamo appuntamento domani a Io Compro Siciliano Live con la simpaticissima Katiuska, mezz'ora di risate, divertimento e cultura, perché si conoscono un mare di eccellenze siciliane. E invece domani è venerdì e saremo con la nostra nutrizionista che ci porterà a conoscere nuove eccellenze. Adesso la parola al dottor Pietro Di Falco e a lei la parola per i saluti. Io ringrazio tutti quelli che ci seguono sempre, i super affezionati in primis. Vi ricordo che metterò una cartella con all'interno tutta la relazione che ho fatto vedere prima e soprattutto tutte le norme, quindi chi volesse approfondire avrà la possibilità di farlo. Non so se riuscirai a farmi mangiare la carne, ma ci faccio un pensierino. Vabbè, a questo punto, visto che ho salutato tutti, ci ho pensato. Saluto anche lei e la ringrazio, dottore, perché ci stavo pensando. Io la ringrazio comunque per tutta l'esperienza che mette sempre sul campo. Non capisco perché mi ha dato questa notizia così triste, facendomi finire una giornata che era splendida, splendente, e farla finire così in tristezza. Comunque la ringrazio e le auguro una buona serata. Ok. Ciao amici, diamo appuntamento al dottor Di Falco la prossima settimana, penso, e quindi buona serata e grazie a tutti. Ciao, a presto.